anche se do posti.
Ci sono un 6-7 posti verso la parte davanti della chiesa, congiunti o non congiunti, evitiamo magari di creare assembramento in fondo alla chiesa se possibile. Vedo tanta gente in fondo, per cui se qualcuno può venire avanti, grazie. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 posti. Una sagra. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Buona serata a tutti voi qui presenti, a coloro che ci seguono da casa sui canali Prima Free TV, YouTube e pagina Facebook. Oggi celebriamo la solennità, la festa della Santissima Trinità. Una festa che parla di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Una festa che, detta così, potrebbe sembrare troppo grande per noi, troppo astratta o distante da noi, ma che in realtà ci parla di due elementi che costituiscono il fondamento del nostro vivere quotidiano: l'amore e la relazione, perché la relazione che è la relazione che tiene uniti il Padre con il Figlio e lo Spirito Santo. Questa è una comunione d'amore e di intenti che ricorda molto ciò che viviamo quando ci vogliamo bene, e questo bene ci lega all'altro, agli altri. Pensiamo all'amore tra fidanzato e fidanzata, tra marito e moglie, in famiglia, quando c'è intesa e armonia tra fratelli. Una relazione, un rapporto che si costruisce giorno per giorno, con tanta pazienza e misericordia. Chiediamo allora alla Santissima Trinità l'aiuto per crescere nell'amarci reciprocamente, imparando a perdonarci e a saper perdonare l'altro.
Insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che, nell'espressione della vera fede, riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le 2 tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: a te la lode e la gloria nei secoli. Secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo Tempio santo glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione,
Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Ascolta le mie parole, le mette in pratica. Alleluia, alleluia, alleluia. Rimane saldo come la casa costruita sopra la roccia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Rimane saldo come la casa costruita sopra la roccia, sopra la roccia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Dopo la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo sopra Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo, ecco che la liturgia ci presenta la solennità, la festa della Santissima Trinità, la festa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo assieme. È l'immagine di Dio, un Dio che è uno e trino, uno in tre persone. Si bella come immagine. Ma concretamente cosa vuole dire? Semplicemente che Dio non è solo, ma vive, esiste, opera assieme al Figlio Gesù e all'azione dello Spirito Santo. È un Dio che vive di relazioni, in relazione con il Figlio e lo Spirito Santo da sempre, ma anche con noi che siamo sue creature, creati a sua immagine e somiglianza. Per l'uomo da sempre è difficile immaginare un Dio così, al plurale, sempre e costantemente in azione, che non si stanca mai di amare e di creare vita, di cercare nuove vie di dialogo, di confronto, di ascolto, tramite lo Spirito Santo che non si ferma mai, ma genera continuamente occasioni di incontro, di misericordia e di perdono. Questo, come dicevo poco fa, va contro o si scontra con l'immagine che a volte o spesso portiamo dentro di noi di Dio. Un Dio lontano che abita sopra i cieli, magari lo pensiamo vecchio con una grande barba bianca che giudica e condanna l'uomo. Dall'alto ci guarda, ci osserva per vedere cosa facciamo o cosa combiniamo. Premi i buoni e castiga i malvagi, le persone cattive. Nel Vangelo secondo Giovanni
ma anche in ciò che Gesù ci ha rivelato del Padre, questa immagine non c'è. Gesù smentisce l'immagine di un Dio che giudica e condanna sempre. Ne è un esempio il dialogo nel Vangelo tra Gesù e Nicodemo, un fariseo esperto della Sacra Scrittura, che con Gesù parla e si confronta su Dio e sulla venuta del Messia. I farisei, che erano credenti molto osservanti la legge di Mosè, aspettavano la venuta del Messia per il giudizio finale. Gesù risponde: anche no. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Cosa vuole dire Gesù? Che Lui stesso è l'espressione dell'amore del Padre per l'uomo, per ciascuno di noi. Dio esprime il suo amore dando suo Figlio, perché chiunque crede in Lui non vada perduto e abbia la vita eterna. Non credo e non crediamo in una dottrina e neanche aderiamo a un'idea, ma crediamo in Gesù, in una persona che è il Figlio di Dio e nel suo messaggio che è il Vangelo. Ma cos'è la vita eterna di cui tanto sentiamo parlare? I farisei la pensavano come un premio da ottenere nel futuro, per il buon comportamento avuto nella vita presente. Forse, per certi aspetti, la pensiamo così anche noi. Ma vita eterna non significa che dura in eterno, ma inizia già qui e ora. Grazie al sacrificio di Gesù sul legno della croce, ed è legata al nostro credere in Lui come nostro Salvatore. Continua Gesù nel Vangelo. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare o giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. La fede per noi cristiani, il credere nel Signore risorto, è un'alternativa di vita, una possibilità di realizzazione e di pienezza che non ha pari. Chi crede nel Signore Gesù non è giudicato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. In altre parole, chi fa il bene è nella luce, chi fa il male è nelle tenebre. Non c'è un giudizio da parte di Dio, ma un'offerta di vita, di bene, rappresentata dalla luce. Sta a noi sentirci attratti dalla luce del bene, da questo amore che porta salvezza. Ma sappiamo bene che c'è chi fa il male e detesta questa luce, vuole le tenebre e ritorna ancor più nelle tenebre, che sono immagine della morte. Morte non solo fisica, ma anche morale e spirituale. Quando sei nel peccato, o sai che non ti sei comportato bene e hai fatto scelte sbagliate, hai paura non solo del giudizio di Dio, ma anche solo della sua presenza e di tutto ciò che si riferisce a Lui. Respingi l'offerta che Dio ci fa di vita, di luce, di amore. Lui non può far altro che far brillare la sua luce. Se vuoi la accetti e vivi bene la tua vita, curando le tue relazioni, a partire da quelle più care, per andare verso quelle più lontane. Altrimenti scegli il male, le tenebre, che detestano la luce, perché è una luce che acceca. L'invito che ci viene dalla parola di oggi è quello di compiere ogni giorno azioni di luce, per poter entrare in sintonia con la luce che viene da Dio Padre, che è amore, e dona a noi ogni giorno questo suo amore. Ogni volta che ci facciamo il segno di croce, ricordiamo la Santissima Trinità, ma anche tutta la luce, il bene, l'amore che da essa proviene.
Professiamo assieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo ora le intenzioni della nostra preghiera alla Santissima Trinità. Signore, Dio nostro, ascoltaci. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché attesti al mondo intero la sua realtà di popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre per mezzo di Cristo, nella comunione di un solo Spirito, preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per tutti i popoli della terra, perché, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa, preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perché sperimentino l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo, preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per tutti gli uomini, lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, perché mediante l'azione dello Spirito si sentano figli dell'unico Padre e fratelli in Cristo, che nel suo sangue ha fatto pace fra cielo e terra, preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per noi qui presenti, perché la grazia del battesimo, conferitoci nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, cresca e fruttifichi con un'adesione sempre più convinta e operosa. Preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. E lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. Solo una goccia hai messo tra le mani mie, solo una goccia che tu ora chiedi a me, una goccia che in mano a te, una pioggia diventerà. La
si ripeterà. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Santo, Santo, Osanna. Santo, Santo, Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Preghiamo in particolare per i defunti delle famiglie Sperandio, Zelino, Rita, Antonello, Brogin Mario, Garbin Umberto, defunti della famiglia Centi, defunti della famiglia Gazzabin Carina, Colognese Giuliana, Marino Antonella e Oscarina e Resena, Bellotto Roberto e Zefferina, Curioso Bruno e Lina, Augusto e Rosalia, Gaspari Don Luigi, Ferrari Vittorio, Bellotto Lino, Visentin Rita e defunti delle famiglie Massaro, delle famiglie Dalperaro Marino, Antonella, defunti della famiglia Foscarina e Resena, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione faremo 2 file, una al centro e una alla sinistra. Chi viene dal centro poi ritorna a posto dal centro, chi viene alla sinistra. Manteniamo la distanza anche durante la fila e la mascherina la togliamo solo al momento di fare la comunione. La riceviamo in mano, facciamo la comunione prima di spostarci sul posto. Un poco di pazienza e facciamo con fede e con dignità anche questo momento. Seda e cura ogni ferita, ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù. Asciuga il nostro pianto, leone vincitore della tribù di Giuda. Vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli con ogni sua paura. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù.
rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù, abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù, abbracciami. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Domenica prossima la Santa Messa sarà celebrata sempre a quest'ora presso gli spazi esterni della chiesa di Dossi. Un invito a non accalcarvi alle porte di uscita quando lentamente uscirete in chiesa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Testimoniate Cristo con la vostra vita, andate in pace. Dolce Signora vestita di cielo, Madre dolce della
la speranza. Gli uomini corrono senza futuro, ma nelle loro mani c'è ancora quella forza per stringere la pace e non farla andare via dal cuore della gente. Ma tu portaci a Dio, nel mondo cambieremo le strade, gli orizzonti e noi apriremo nuove vie che partono dal cuore e arrivano alla pace. Noi non ci fermeremo mai, perché insieme a te l'amore vincerà. Ma tu portaci a Dio, nel mondo cambieremo le strade, gli orizzonti e noi apriremo nuove vie che partono dal cuore e arrivano alla pace. Noi non ci fermeremo